In 7 muoiono per ipotermia su un barcone al largo di Lampedusa, la procura apre inchieste, il sindaco Martello sempre più solo. Strage dell'11 dicembre, la Caritas raccoglie 82.000 euro per le famiglie coinvolte nella tragedia. Elezione del Presidente della Repubblica, norme e tappe, il sindaco di Messina De Luca ritira le dimissioni, il primo cittadino di Catania Pogliese sospeso. Ficarra e Picone, protagonisti di un film su Pirandello che verrà interpretato da Tony Servillo, le riprese a febbraio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 7 migranti morti a bordo di un barcone al largo di Lampedusa sono stati uccisi a causa dell'ipotermia. Vediamo. 7 migranti morti a bordo di un barcone, uccisi dall'ipotermia. Viaggiavano con altre 280 persone su un barcone intercettato a 24 miglia da Lampedusa dalle motovedette della Guardia Costiera. In 3 si erano spenti ancor prima che le motovedette raggiungessero il barcone su cui viaggiavano. Altri 4 sono morti nonostante la corsa rapida dei mezzi per raggiungere l'isola e tutti, secondo le prime ipotesi, sono morti di freddo. Erano tutti uomini, tutti bengalesi, fuggiti da un paese in cui il cambiamento climatico ha fatto alzare il livello del mare e mangiato le coste, divorando terreni agricoli, provocando miseria, conflitti accesi per i pochi appezzamenti che rimangono, speculazioni. Ed ecco che per molti andare via è l'unica soluzione per sopravvivere. Quando i soccorsi sono arrivati attorno alle 3:30, per 3 persone non c'era più nulla da fare, altre 4 invece sono apparse subito in condizioni disperate perché sul Mediterraneo di notte si gela, giorni e giorni passati con i vestiti inzuppati dopo mesi. Se non anni di prigionia, violenze e schiavitù in Libia, senza mangiare e bere, possono essere fatali. I medici a bordo delle motovedette ci hanno provato a salvare chi a stento respirava ancora, ma non è bastato. Le loro condizioni erano troppo compromesse. Solo per 2 persone, anche loro in pessime condizioni, l'intervento in emergenza è servito a farle arrivare in vita fino al molo. Erano prive di sensi, con battito cardiaco alterato, ma sono riusciti a raggiungere il pronto soccorso dell'isola dove sono stati immediatamente ricoverati. Erano partiti tutti dalla Libia, avevano segnalato le prime difficoltà, richieste di aiuto rilanciate da Alan Poe che aveva diramato una segnalazione. Siamo stati contattati da una barca in pericolo con a bordo 280 persone, informava l'ONG. Come da prassi sulla morte di quelle 7 persone, la Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta. Attualmente il fascicolo è a carico di ignoti, ma qualora venissero individuati gli scafisti, la contestazione sarebbe per omicidio colposo, o meglio, morte come conseguenza di altro reato. Sempre che, come spesso accade a condurre il barcone, non fosse uno dei disperati che tenta il viaggio costretto sotto minaccia a governare l'imbarcazione. Tragedie nelle tragedie ormai quotidiane nel Mediterraneo e, denuncia il sindaco di Lampedusa, che non fanno più rumore. Poi prosegue Totò Martello, qui continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà, nonostante il governo italiano e europeo sembrano aver dimenticato Lampedusa ed i lampedusani, ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto. Strage di Ravanusa dello scorso 11 dicembre. La Caritas raccoglie oltre 82.000 euro. Adesso è il tempo di pensare alla definizione degli interventi che vedranno come beneficiarie le famiglie coinvolte nel tragico evento. Vediamo. Dopo un mese di raccolta si è conclusa la colletta diocesana Uniti per Ravanusa, organizzata dalla Caritas diocesana di Agrigento al fine di testimoniare solidarietà alle famiglie delle vittime e ai feriti del tragico evento di Ravanusa dell'11 dicembre. Al momento sono stati 250 i donatori fra privati e parrocchie e sono stati raccolti 82.631 euro, di cui 74.216 euro sul conto della Caritas e 8.415 euro sul conto della Fondazione Mondo Altro. Il fondo sarà integrato da risorse proprie della Caritas. Il direttore della Caritas e presidente di Mondo Altro, Valerio Landri, commenta: chi ha scelto di aderire alla nostra colletta ha espresso un atto di fiducia nei nostri confronti, non li deluderemo. La nostra gratitudine nei loro confronti si tradurrà in scelte rapide e oculate, concordate con gli altri attori del territorio.
Terminata la prima fase emergenziale che ha visto la gestione diretta da parte della Protezione Civile e delle istituzioni, è adesso il tempo di pensare alla definizione degli interventi che vedranno come beneficiarie le famiglie direttamente coinvolte nel tragico evento. Questa fase vede un'interazione stretta fra Caritas Diocesana di Agrigento, la comunità ecclesiale di Ravanusa e il comune di Ravanusa, al fine di evitare sovrapposizioni e sprechi. 2 i tavoli di confronto già tenuti al Comune per definire le modalità di spesa. Sono iniziate le votazioni per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. L'articolo 84 della Costituzione stabilisce che ogni cittadino italiano che goda di pieni diritti civili e politici possa essere scelto come capo dello Stato, purché abbia più di 50 anni. Tra i partiti le divisioni sono ancora molte, proseguono gli incontri, ma le certezze su un candidato autorevole e di alto profilo istituzionale ancora non ci sono. Il Presidente della Repubblica viene eletto dai grandi elettori, una platea che si compone di tutti i deputati e senatori, dei senatori a vita e dei 58 delegati regionali, 3 per ogni regione ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha solo uno. Si vota a scrutinio segreto. Nelle prime 3 votazioni serve un quorum qualificato dei 2/3 del Parlamento in seduta comune, cioè 673 elettori su 1009. Dal quarto scrutinio è prevista la soglia della maggioranza assoluta, 505 elettori su 1009. I presidenti di Camera e Senato non partecipano al voto. C'è il servizio di Lello Casesa. Come da copione, ieri sera è arrivata la prima fumata nera per l'elezione del Presidente della Repubblica. È molto probabile che anche nelle successive giornate di votazione fino a giovedì il risultato sarà lo stesso. Quasi 700 schede bianche, 49 nulle e tantissimi voti dispersi, 88, a significare la mancanza di un accordo politico tra gli schieramenti. I votanti sono stati 976 rispetto ai 1008 previsti. Il quorum necessario a eleggere il capo dello Stato non è dunque stato raggiunto. Nessun accordo tra le forze politiche, anche se si intravede un possibile dialogo avviato dopo l'incontro tra l'esponente della Lega Salvini ed il segretario del Partito Democratico Letta. La giornata è stata caratterizzata da numerosi incontri, con al centro il nome di Mario Draghi e le resistenze del centrodestra contrario al suo trasferimento al Quirinale. Protagonista dietro le quinte è stato Matteo Salvini, che ha visto dapprima il premier Mario Draghi e poi il segretario del PD Enrico Letta, che a sua volta ha incontrato Conte dei 5 Stelle ed altri partiti. Il Nazareno ha confermato che esiste un'apertura di dialogo con il centrodestra. Alcuni nomi iniziano a girare tra i deputati: Maria Alberti Casellati, attuale Presidente del Senato, Casini, in silenzio tombale da settimane, e Franco Frattini, ex Ministro degli Esteri, voluto dal centrodestra, il cui nome piace anche ai 5 Stelle. Tutto questo mentre in aula di Montecitorio i 1000 delegati hanno trascorso la giornata in una lunghissima maratona per la prima votazione in seduta comune integrata dai delegati regionali. I presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati hanno spiegato le modalità di voto. Ogni grande elettore ha disinfettato le mani prima di ricevere la scheda, ha poi votato e deposto la scheda nell'insalatiera, l'urna in vimini e oro rivestita di raso verde. 6. Astenuti nessuno. Maggioranza dei 2/3, 672. Hanno ricevuto voti: Maddalena 36, Mattarella 16, Cartabia 9, Berlusconi 7, Cassinelli 7, De Martini Guido 7, Tasso 7, Bossi 6, Rosato 6, Cappato Marco 5, Pianasso 4, Vespa Bruno 4, Lauro Giorgio 3, Alaia Enzo 3, Baldini Maria Teresa 3, Belloni 3, Bersani 3, Lotito 3, Rutelli 3, Sabelli Fioretti 3, Sebastiani Amedeo 3, Amato 2, Angela Alberto 2, Casellati 2, Casini 2, Conte 2, De Fazio Gianluca 2, Giorgetti 2, Leo Ermanno 2, Martino Antonio 2, Mattei Ugo 2, Moles 2, Nordio 2, Siani 2.
Voti dispersi 88, schede bianche 672, schede nulle 49. Non essendo stata raggiunta da alcuno la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, occorre procedere ad un secondo scrutinio che avrà luogo domani, martedì 25 gennaio alle ore 15. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese sospeso dalla carica di primo cittadino. Vediamo. La Prefettura di Catania ha ripristinato la sospensione per 18 mesi di Salvo Pogliese, sindaco di Catania, in applicazione della legge Severino. Il primo cittadino etneo nelle vesti di deputato regionale è stato condannato il 23 luglio 2020 dal Tribunale di Palermo per peculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione, nel processo sui rimborsi all'ARS come vicepresidente del gruppo del PDL. Era stato sospeso dalla Prefettura all'indomani della sentenza, ma era tornato in carica il 5 dicembre 2020, dopo un ricorso dei suoi legali al Tribunale Civile. La nuova decisione arriva dopo un intervento della Corte Costituzionale e così torna efficace la sua sospensione. Il segretario generale del Comune di Catania, Rossana Manno, nel pomeriggio di ieri ha notificato al sindaco Salvo Pogliese una nota del prefetto Maria Grazia Librizzi, con cui comunica che ha ripreso la sua efficacia il decreto prefettizio originario di sospensione del 24 luglio 2020, emanato ai sensi della legge Severino, che si esaurirà decorsi 18 mesi complessivi, al netto del periodo di sospensione. In maniera del tutto inaspettata, ha commentato su Facebook il sindaco di Catania Salvo Pogliese: mi ritrovo a commentare l'ennesimo atto che riporta indietro le lancette della mia esperienza da sindaco. Oggi pomeriggio ho ricevuto dal prefetto una nota in assenza di un'ordinanza da parte del Tribunale che mi comunica la sospensione della carica di sindaco. Il tutto con una interpretazione della normativa, a giudizio di illustri giuristi, errata, in contrasto con la stessa ultima sentenza della Corte Costituzionale nei miei confronti, che ha sancito la natura giuridica cautelare e non sanzionatoria della sospensione. La stessa legge Severino sarà sottoposta a referendum in primavera e ci sono numerosi disegni di legge per modificarla, dopo l'analoga vicenda che ha coinvolto per ultimo il sindaco del PD di Reggio Calabria. Ho lasciato un comodo seggio a Bruxelles e l'immunità parlamentare che mi avrebbe tutelato dall'applicazione della Severino per servire la mia città, ha aggiunto il primo cittadino risospeso dal prefetto. Astenendomi per sensibilità istituzionale dallo svolgimento delle funzioni di sindaco, aspetterò i chiarimenti del caso prima di fare tutte le opportune valutazioni e assumere scelte conseguenziali. E il sindaco di Messina, Cateno De Luca, intenzionato a candidarsi a presidente della regione, ieri sera ha revocato le dimissioni dalla carica di sindaco presentate il 17 gennaio scorso. De Luca spiega: revoco le dimissioni perché la Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, mi ha convocato in adunanza l'8 febbraio alle ore 10 per la trattazione in contraddittorio dei profili contenuti nella relazione del magistrato istruttore ai fini della liberazione sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Messina. In considerazione dell'imprescindibile partecipazione all'audizione, ho revocato le dimissioni, che saranno subito ripresentate e saranno efficaci a mezzanotte del giorno di San Valentino, cioè sarò sindaco fino alle ore 23:59 di giorno 14 febbraio. In precedenza De Luca aveva già revocato le dimissioni per partecipare all'udienza dei sindaci dal Papa. Vediamo. Le dimissioni sono state ripresentate per come annunciato, protocollate regolarmente, decorreranno dal giorno di San Valentino, sarò sindaco fino alle ore 23:59 del 14 di febbraio, quindi chi ha pronto lo spumante lo deve tenere una settimana in più in frigo. A meno che non ci sarà un'altra convocazione importante, sarà necessario ancora avere il sindaco dopo quella data? Ma guardate, dopo quella del Papa, il 5 febbraio, e questa della Corte dei Conti, credo che non ci siano altre convocazioni importanti. Certo, se mi chiamano poi a fare il Presidente del Consiglio dei Ministri è un'altra storia, ovviamente. Noi ogni sabato, possibilmente, decideremo di fare un momento qui in piazza per contrapporci, per contrapporre la critica cittadina, ma non solo ai modi, perché anche coloro che dicono che comunque è una questione di forma, io penso che sbaglino. La forma è la sostanza.
La forma è la sostanza stessa spesso nelle istituzioni e nella comunicazione politica. Noi abbiamo fatto uno striscione, né forma né sostanza ma solo arroganza. Significa che l'unica frequenza che utilizza De Luca è l'arroganza del potere, perché incarna secondo noi il potere. Noi abbiamo scritto narrazione tossica, noi dobbiamo contrapporre una narrazione popolare, quindi cercare di capovolgere questa roba qui e trasformare un momento di questo in un momento di critica. Noi stiamo riempiendo una cassetta di pensieri, di critiche, di proposte a questa amministrazione, ma nello specifico a Cateno De Luca, e questa scatola la consegneremo a mano fra qualche settimana, quando speriamo sarà piena, no? di messaggi e di critiche, di proposte al sindaco di Messina. Come cittadino voi sapete che sostanzialmente sono stato fra quelli che ritengo che questa stagione si debba chiudere. Una stagione dove è fondamentale, quella futura, deve esserci il rispetto delle persone, il rispetto del dissenso, la possibilità di dialogare. Spazi di confronto, ad esempio, rappresenta l'antitesi di quello che è stato fino ad oggi il confronto politico dal punto di vista della dialettica interna, e quindi io spero e mi auguro che la discussione di oggi, più che guardare a ciò che se ne sta andando, si guardi a costruire quello che evidentemente serve a questa città. Una squadra efficace dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista programmatico e dal punto di vista, ripeto, di uno stile della politica che è quella evidentemente di rispettare il dissenso e la dialettica. Abbiamo pensato oggi di dare la possibilità a tutti i cittadini di venire qui e lasciare il proprio messaggio all'interno di questa scatola, che noi ovviamente consegneremo al primo cittadino, così che magari si possa rendere conto che c'è qualcosa che va gestito prima di altro, soprattutto delle dirette Facebook. Io sono qua in questa piazza per dire intanto alle famiglie dei bambini autistici che mi dispiace 3 anni e 6 mesi fa di essermi fatto portavoce di aver sostenuto in maniera pesante il nostro sindaco in base a un programma elettorale che non è stato rispettato nei centri diurni, che non sono stati fatti né zona nord né zona sud. Sappiamo benissimo, perché grazie a voi che mi avete dato spazio abbiamo fatto tanti servizi per quel progetto Interpares di 1,5 milioni, e sappiamo tutti benissimo che il progetto è partito, doveva essere pronto cassa immediatamente, ed è partito esattamente 1 mese fa con l'ennesima presentazione. Quindi dei bambini sono stati messi in attesa per 3 anni e 6 mesi su terapie precoci importantissime, che anche il nostro sindaco, appunto, in un suo comizio a Casa Pia diceva che i tempi erano fondamentali per migliorare le condizioni di vita dei nostri figli. Appare ormai vicina la nomina del commissario straordinario per la rete viaria provinciale della Sicilia, richiesta dal governo regionale nel 2019. Il presidente Nello Musumeci ha appena manifestato la propria intesa al ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini sulla nomina e le funzioni dell'alto funzionario tecnico, al quale Stato e Regioni affidano il compito di occuparsi della progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulle strade provinciali dell'isola. Commissario sarà l'ingegnere Gianluca Ievolella, ex provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, scelto d'intesa tra Roma e Palermo. Il suo primo compito sarà realizzare un piano di 32 strade per un valore di 33 milioni di euro. Risorse messe a disposizione dal governo regionale e che riguardano le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Al porto di Palermo la Guardia di Finanza ha controllato un'automobile medica appena sbarcata dal traghetto proveniente da Napoli. Ha scoperto e sequestrato poco più di 30 grammi di hashish e cocaina. 2 passeggeri, un infermiere e un soccorritore equipaggiati con le uniformi di servizio hanno mostrato evidenti segni di nervosismo appena si sono accorti dei militari, che sono stati dunque indotti a eseguire l'ispezione insieme ai cani antidroga, che hanno fiutato dentro il kit di pronto soccorso in dotazione al mezzo 30,2 grammi di hashish e 1,5 grammi di cocaina. I 2 sono stati denunciati a piede libero alla procura di Palermo.
Il corso per giovani architetti entra nella fase finale con la lezione sul tema della presentazione dei progetti strutturali nel rispetto della normativa sismica vigente. Arturo Cantello. È giunto alla fase finale il corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. La nona e penultima giornata sui temi della normativa sismica e della presentazione dei progetti strutturali si è svolta presso la sede dell'Ordine degli Architetti. La lezione è stata tenuta dal presidente dell'Ordine Rino Lamendola nel ruolo di capo del Genio Civile di Agrigento e dal consigliere della Fondazione Architetti nel Mediterraneo Giuseppe La Greca nel ruolo di esperto nell'uso della piattaforma della regione siciliana, meglio conosciuta come piattaforma sismica. Siamo giunti alla fase conclusiva di questo interessante corso di formazione di 30 ore che, unitamente alla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, abbiamo voluto organizzare per offrire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio della professione. Durante il corso abbiamo già trattato una serie di tematiche importanti come la presentazione dei progetti agli sportelli unici per l'edilizia, il super bonus al 110%, la valorizzazione e il restauro dei nostri beni culturali. C'è stato spazio anche per i concorsi di progettazione, per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, per la direzione dei lavori. E poi devo dire che abbiamo parlato anche di tematiche tecniche come la sicurezza nei cantieri, le pratiche catastali e ancora le consulenze tecniche d'ufficio e di parte nei procedimenti giudiziari. Abbiamo parlato anche di temi fiscali e previdenziali, quindi un corso a tutto tondo che è stato sicuramente proficuo per i giovani che sono nella fase di avvio della loro professione. Oggi, con la lezione che terremo oggi e con quella che terremo venerdì prossimo, concludiamo questo ciclo di lezioni trattando il progetto dal punto di vista strutturale. Io oggi tratterò soprattutto la parte che riguarda le procedure che sono state notevolmente semplificate dalla Regione per la presentazione dei progetti all'ufficio del Genio Civile, mentre il collega Giuseppe La Greca coordinerà una vera e propria esercitazione sull'uso della piattaforma informatica sismica della Regione siciliana. Siamo giunti praticamente al ciclo di formazione dei nostri iscritti con un'esercitazione pratica di come utilizzare la piattaforma sismica. Ed è una piattaforma importante per la nostra professione in quanto ci relaziona direttamente con l'ufficio del Genio Civile. Una piattaforma che ci semplifica il lavoro e la ritengo indispensabile per la fase, diciamo, di progettazione sismica e di verifica degli edifici del nostro territorio. Quindi approcceremo a un esercizio pratico proprio per dare la possibilità a chi ancora non è entrato nell'ottica della digitalizzazione di come presentare una pratica agli uffici del Genio Civile. E quindi seguiremo un esempio pratico, lasciando ampio spazio poi a un dibattito per capire se magari c'è qualcosa da limare oppure poter andare avanti in maniera che siamo di supporto ai nostri iscritti. Una cosa fondamentale che volevo dire, noi così come ha detto il Presidente abbiamo istituito un servizio presso l'Ordine, un servizio che diamo gratuitamente, il sottoscritto insieme all'architetto Lalicata,
i quali avendo necessità, qualcuno che ha necessità di un supporto, di una consulenza nostra, basta contattare la segreteria dell'ordine e quindi ci saremo a disposizione per eventuali supporti ai colleghi che ne hanno di necessità. Ritengo una piattaforma indispensabile e l'augurio che noi ci facciamo è quello che questa piattaforma possa essere uno strumento allargato anche agli altri enti comune, quindi con lo sportello SUE che si relaziona direttamente con la piattaforma sismica, così come anche gli altri enti possono dotarsi di una piattaforma digitale tipo la soprintendenza oppure l'ispettorato forestale, in maniera che noi possiamo operare liberamente sulla nostra piattaforma, relazionandosi sempre e contestualmente. Ritengo che sia di fondamentale importanza e ritengo che i nostri colleghi devono adottare questa metodologia di lavoro come principio fondamentale per la propria professione. Ad Agrigento fondi per i bisognosi spesi per acquistare SUV e PC. Codacons ha presentato un esposto ed è stata accettata la sua audizione. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Relativamente alla vicenda sull'acquisto dei SUV da parte del Comune di Agrigento con i fondi della solidarietà sociale sollevata dall'associazione Codacons e dai suoi rappresentanti, si apprende attraverso una nota stampa prodotta dalla stessa associazione che il vicepresidente Giuseppe Di Rosa è stato invitato a partecipare alla riunione della Commissione parlamentare speciale di indagine e di studio per il monitoraggio delle attuazioni delle leggi, convocata per giorno 27 gennaio prossimo alle ore 10 presso la Sala degli Armigeri, con i seguenti punti all'ordine del giorno: audizione in materia di attuazione del decreto legge 502/1992 come attuato dal decreto presidenziale del 4 novembre 2002 relativamente alle attività delle conferenze e comitati dei sindaci nei distretti sociosanitari, problematiche relative al distretto di Agrigento D1. L'atto di notifica è avvenuto tramite il presidente della commissione, onorevole Carmelo Pullara. L'udienza si terrà alle ore 10 alla presenza dell'avvocato Marco Zambuto nella qualità di assessore regionale per le autonomie locali, la dottoressa Margherita Rizza come dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, Franco Miccichè nella sua qualità di sindaco del comune di Agrigento e capofila del distretto sociosanitario D1, Mario Zappia come commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, l'assessore Scavone nella sua qualità di assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Rosolino Greco come dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, l'assessore regionale per la salute Ruggero Razza e Mario Larrocca, dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, oltre che ovviamente al vicepresidente provinciale dell'associazione Codacons Di Rosa Giuseppe. Un gruppo di cittadini ha manifestato ieri mattina in piazza Stazione ad Agrigento contro l'applicazione delle norme anti-Covid e il Green Pass. Il piccolo corteo accompagnato dai poliziotti della Digos ha raccolto alcune firme con l'intenzione di incontrare il prefetto e consegnare il documento. Quello di oggi è un piccolo sit-in per raccogliere firme da consegnare al prefetto con una richiesta di disapplicazione di queste normative, dice Patrizia Alberti. Abbiamo avuto comunicazione dalla Digos che il prefetto non vuole riceverci per rispettare le norme anti-Covid, conclude. E adesso ci spostiamo a Realmonte per parlare invece della campagna di vaccinazione. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continua la campagna di vaccinazione presso il comune di Realmonte, diretto dal sindaco Sabrina Lattuca. L'iniziativa è stata svolta in collaborazione con l'ASP di Agrigento, in conformità con quanto previsto con l'ordinanza urgente emessa dal presidente della regione siciliana. Le vaccinazioni eseguite sono state 245 nel giorno 23 gennaio, 220 nel giorno del 24 gennaio, per un totale complessivo di 465, tra terze dosi, seconde e diverse alla loro prima dose. L'iniziativa è stata fatta in collaborazione con la Protezione Civile, coordinata dal Giomere Cottone e dall'Associazione Carabinieri in Pensione. Si è da poco conclusa l'ennesima tornata vaccinale a Realmonte.
anche questa volta distribuita in 2 giorni, il 23 e 24 di gennaio. Il risultato finale ci lascia molto soddisfatti, perché abbiamo raggiunto un risultato molto importante: 465 persone si sono sottoposte alla vaccinazione. Ovviamente si tratta di terze dosi, di seconde dosi, ma anche di un numero abbastanza consistente di prime dosi. Ringraziamo per queste 2 giornate vaccinali l'amministrazione comunale e soprattutto ringraziamo l'ASP, ringraziamo i medici, gli infermieri e gli operatori amministrativi che si sono veramente molto impegnati in questa tornata vaccinale. Contiamo nel futuro ovviamente di organizzare altre sedute vaccinali e daremo di questo ovviamente notizia tramite i canali istituzionali. Alle altre sedute anche questa volta il Real Monte ha ben risposto alla scelta del vaccino. Noi abbiamo superato il numero preventivato di 240 dosi, abbiamo fatto tantissime prime dosi che di fatto diminuiscono la platea dei Novax nel comune di Real Monte. Speriamo che domani, con lo stesso entusiasmo di oggi, i realmontini vengano a vaccinarsi. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. La processione e la sosta della Vara sotto casa di Rina a maggio 2016. La Cassazione ha condannato a 6 mesi un parente del boss che aveva ordinato ai confratelli di fermarsi 2 volte davanti l'abitazione di Corleone. Le motivazioni della sentenza al servizio. Avrebbe strumentalizzato una processione religiosa a fini del tutto contrari al sentimento di coloro che vi partecipavano e comunque ai valori universalmente espressi e riconosciuti dalla religione cattolica, sovvertendoli completamente. E questa è in sintesi la motivazione con la quale la terza sezione della Cassazione, presieduta da Elisabetta Rosi, ha deciso di confermare la condanna a 6 mesi per Leoluca Grizzaffi, 43 anni, il capo Vara, nonché parente di Totorrina, perché durante la processione in onore di San Giovanni Apostolo e Evangelista aveva ordinato 2 brevi soste proprio davanti alla casa della moglie del boss Ninetta Bagarella a Corleone. L'episodio era avvenuto il 31 maggio del 2016. La sentenza, che era stata emessa il 23 ottobre del 2018 dal Tribunale di Termini Imerese e che era stata poi confermata in appello il 19 giugno del 2020, ha retto dunque in tutti i gradi di giudizio. La Suprema Corte aveva emesso il suo verdetto lo scorso ottobre, ma ora sono state depositate anche le motivazioni di quella decisione con cui l'imputato è stato anche condannato a pagare le spese processuali. A riportarlo sono i colleghi di Palermo Today. Grizzaffi chiedeva l'annullamento della condanna, poiché quelle soste non possono essere ritenute interruzione di una funzione religiosa o turbativa della stessa in assenza di segni manifesti quali inchini, soste lunghe, ossequi alla persona, specifiche preghiere ad personam che nemmeno il capo di imputazione ipotizza, spiegando che il fatto è stato frainteso perché si era trattato di una comune consuetudine usata tra i fedeli per riposare o attendere il cambio da altri confratelli. Per i giudici però il ricorso è infondato. Le 2 brevi soste, come sancito dalle sentenze di primo e secondo grado, erano state ordinate senza alcun motivo dal capovara, cioè l'imputato figlio della cugina di Ninetta Bagarella. Per pochi secondi il ferculo si era fermato, prima all'altezza del civico 22 della via Scorsone, poi all'altezza del 24. La strada nel 2018 è stata poi intitolata al giudice Cesare Terranova. Al momento del passaggio della processione, avevano rilevato gli inquirenti, l'abitazione era insolitamente illuminata, le finestre aperte, vi erano affacciate 2 sorelle di Ninetta Bagarella ed una sorella di Rina. Nelle processioni svoltesi negli anni precedenti, l'abitazione era sempre rimasta chiusa durante il passaggio della processione. Nella sentenza la Cassazione ripercorre la storia del reato contestato, cioè quello di aver turbato una funzione religiosa, tanto che il suo danneggiamento lede soprattutto il sentimento religioso della collettività dei fedeli.
Nel caso di specie si tratta di 2 soste effettuate senza alcuna giustificazione davanti all'abitazione di congiunti stretti di Totò Riina, ordinate dall'imputato. In tale contesto non rileva la circostanza che la moglie di Riina non fosse fisicamente presente in quel momento, rileva la materialità del gesto. In conclusione, la processione, sostiene la Cassazione, si è fermata per rendere omaggio all'abitazione di uno storico capomafia e dunque al capomafia stesso. Il fatto che non sia stato effettuato il cosiddetto inchino costituisce una mera variabile che non esclude, in sua assenza, la materialità del fatto. L'inchino semmai l'avrebbe solo reso ancor più grave. La stilista siciliana originaria di Porto Empedocle, Patrizia Russo, ha partecipato alla Settimana della Moda di Milano. Vediamo. Stilista siciliana Patrizia Russo è reduce dalla bellissima esperienza alla Settimana della Moda di Milano. Come è nata questa partecipazione e che esperienza è stata? Questa partecipazione è stata veramente eccezionale, mi ha arricchito tantissimo come persona, perché ho conosciuto un ambiente totalmente diverso dal nostro. Questa mia esperienza è nata grazie a uno stilista empedoclino, Marco Castelli, che mi ha voluta con sé e mi ha regalato appunto questo sogno. Cosa hai presentato al pubblico della moda di Milano? A Milano ho voluto portare delle coffe che comunque rappresentavano me stessa, rappresentavano la mia terra, appunto perché volevo far conoscere al meglio sia me che la mia cultura. Ho portato delle coffe che rispecchiano la tradizione siciliana, ma nello stesso tempo rispecchiano la femminilità, l'unicità, la bellezza di ogni donna. La risposta è stata veramente entusiasmante, perché nonostante sia stata un evento diciamo maschile, perché era la settimana della moda maschile, è stata veramente una risposta entusiasmante che mi ha veramente resa felice, perché anche gli uomini hanno apprezzato la mia arte, si sono accostati a guardare le mie coffe con molto interesse. Perché la scelta del nome Marinisa Bag? Allora, la mia scelta è stata così dettata dal cuore, perché io, essendo empedoclina, ho voluto dare onore alla mia città. Come ben sappiamo, i marinisi sono gli abitanti di Porto Empedocle, tanto nominati anche da Camilleri nei suoi romanzi. E quindi quale altro nome poter dare a una borsa, a una coffa che comunque ci rappresenta nel mondo e che comunque io voglio portare avanti, non perdendo le mie radici, che appunto sono quelle della Marina di Porto Empedocle. Nuovo film su Pirandello, protagonisti Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. La stranezza, questo è il titolo provvisorio, è ambientato nel 1920 in Sicilia. Le riprese inizieranno in febbraio, in particolare Toni Servillo sarà impegnato nei panni di Luigi Pirandello, si imbatterà in un imprevisto che lo porterà a incontrare 2 singolari figure di teatranti interpretate da Ficarra e Picone, che stanno provando un nuovo spettacolo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.